portale giovani fvg.it, oggi ospite del centro di delegazione giovanile di Tor Viscosa per conoscere Raffaello Tittoni, H. Ogre, un breaker che è stato campione italiano nel 2009 e nel 2010. Cominciamo subito con le domande. Qual è stato il tuo primo incontro con la breakdance? È stato un amore a prima vista? Io ho iniziato a ballare nel 98-99, terza media insomma, guardando MTV o i canali musicali su Telemonte Carlo 2. Niente, vedevo i video musicali e dentro si vedevano pezzi di passi di breakdance, che io chiaramente non sapevo che era breakdance, non ancora insomma, l'ho scoperto dopo, però mi mettevo a copiare tutte quelle cose che vedevo. E col tempo poi ho scoperto che era breakdance e niente, mi sono informato, ho conosciuto ragazzi insomma che ballavano lì a Udine, perché poi dalla terza media sono sposato al superiore, sono andato lì a Udine, ho conosciuto questi ragazzi che si allenavano sempre in loggia, nella loggia del Lionello, e ho iniziato a frequentare la loggia del Lionello e insieme a loro e niente, tra un passo tra l'altro, man mano insomma. È stato amore a prima vista? Assolutamente sì. Che tipo di preparazione fisica richiede questo sport? Quanto ti alleni per prepararti ad una competizione? Personalmente io sono partito avvantaggiato perché ho fatto sport da quando ero bambino, quindi la mia preparazione fisica era adeguata, se vogliamo. Ho iniziato con ginnastica artistica per esempio, e quindi scioltezza e reattività se vogliamo, e comunque un po' di forza perché si faceva anche potenziamento, mi ricordo, ce l'avevo già. Sono passato alla pallavolo, dalla pallavolo al nuoto, dal nuoto all'atletica leggera, ho fatto anche un po' di pesi, quindi insomma, ripeto, avevo già preparazione fisica. Se no non c'è nessun problema, si parte da zero. Io ho allievi che sono partiti che non sapevano fare assolutamente niente, non sapevano neanche fare un piegamento. Dopo 2 anni di allenamento hanno raggiunto dei risultati che devono andare fieri di loro stessi. Quindi la preparazione fisica non è indispensabile. Però richiede impegno e sacrificio. Assolutamente sì. Per quanto riguarda le ore di allenamento, io al livello che sono adesso, e per mantenere il livello devo fare come minimo delle 8 alle 9 ore, anche perché è quello che riesco a fare con il lavoro e l'insegnamento. Però mi ricordo che fino all'anno scorso facevo dalle 16 alle 17 ore quando avevo le stanze libere. Adesso è un po' un problema trovare le stanze libere, anche perché associazioni magari non te le danno, oppure danno spazio a qualcos'altro, poi se sei da solo in paese è un po' più difficile. Quindi c'è un problema anche di spazi, diciamo, per praticare. Sì, quello sì, assolutamente. Perché adesso io non so come funziona, però comunque se sei da solo trovare spazi non te li danno, magari devi essere un gruppo, però la mia squadra è sparsa, non dico nel mondo, però per il Friuli, il mio amico è di Gorizia, l'altro è di Spilimbergo, quell'altro di un paese vicino a Spilimbergo, un altro di Rivignano, io sono di Tor Viscosa, risulta un po' difficile insomma, quindi sfruttiamo le palestre dove insegniamo o quel che c'è. Ci racconti adesso qualcosa sulle tue esperienze più importanti, le competizioni che hai vinto, breaker famosi che hai incontrato nella tua carriera? Allora, competizioni. La mia prima competizione è stata a Udine, in un locale che si chiamava, adesso non c'è più, Monkey Mia, si chiamava Skills, era un 1 contro 1, l'ho fatta dopo neanche un anno che ballavo, un anno forse, quell'anno l'ho vinta, il premio era, oltre a 2 magliette di un negozio che c'è lì a Udine, era poter giudicare nelle sfide dopo, no? Quindi ho vinto la prima edizione di Skills e dopo ho fatto il giudice nella seconda edizione.
questa è stata la mia prima sfida. Poi man mano insomma si è passato dalle sfide più piccole come queste alle sfide un po' più grandi con la squadra. Quindi anche oltre i confini si è passato da Nova Gorica in Slovenia o addirittura più lontano insomma nella Slovenia. Dalla Slovenia siamo andati in Croazia e lì abbiamo conosciuto più di un b-boy, breaker se vogliamo, e ci siamo scambiati i contatti e con i contatti siamo andati sempre più in giro insomma. Quello della Croazia o della Slovenia conosceva un ragazzo in Germania, un breaker in Germania, quindi da lì c'è passato l'invito di una sfida in Germania, dalla Germania all'Ungheria all'Austria, dall'Austria alla Francia e così via, insomma abbiamo girato un po' l'Europa e niente. Personalmente io sono iscritto alla FITS, che sarebbe la Federazione Italiana Danze Sportive, ormai da 3 anni, e tramite quella ho vinto per 2 anni i campionati nazionali a Rimini, che li fanno intorno a giugno, e in più il regionale del 2010. In tutto il mondo i ballerini si sfidano a colpi di video su YouTube e questo fa sì che il ballo subisca anche delle evoluzioni esponenziali. Che ruolo hanno il web e i social network nella breakdance e nella tua vita? Che ruolo hanno, che rapporto hai tu con il web e i social network? Quando è arrivata la mia prima connessione a casa mi sono attaccato subito a YouTube, se non sbaglio c'era già YouTube. O comunque alle pagine di ricerca insomma, e cercavo video di breakdance, video su video e niente, mi scaricavo tutti questi video, ho riempito chissà quanti CD di video e mi ricordo che ero sbalordito, avevo gli occhi spalancati ogni video che vedevo e niente. Adesso questi video li guardo come fosse niente, come fosse acqua. Però mi ricordo che all'inizio era una cosa sbalorditiva vedere tutti questi movimenti mai visti in vita mia, tutti questi movimenti nuovi. Quanto è importante adesso per la scena, la crew dei breakers, la famiglia. Avere questa la famiglia avere questa possibilità di contatto, di diretto, insomma, di scambio di video. Beh sì, scambio di video. Adesso, se prima andando magari in Slovenia non si conoscevano i b-boy, si vedevano cose nuove, adesso direttamente da là magari si possono vedere video registrati o sfide che sono state là dove magari noi non siamo potuti partecipare e quindi si vedono sempre gli aggiornamenti diciamo dei b-boys, i miglioramenti e quindi ci possiamo scambiare tutte queste informazioni, vedere i miglioramenti e tutte queste cose qua. E magari trailers di sfide dove non abbiamo potuto avere la videocamera a registrare e vedere le nostre sfide riprese magari da qualcun altro che le ha messe su internet e quindi poterle scaricare e vedersele per conto nostro insomma. Quindi è uno strumento fondamentale sì, diciamo, sì, per l'evoluzione sì, anche del ballo e per mantenere viva proprio il legame tra le varie realtà. Assolutamente sì. Per esempio noi che non siamo mai stati in America, che vorremmo andarci a fare del viaggetto in America, c'è la possibilità di vedere tutto quello che succede là, tutto tra virgolette chiaramente, le sfide che si tengono là, i b-boys nuovi che vengono fuori. Che il livello che hanno, no? Il livello, assolutamente, quello sì è importante e quello ti fa capire sempre che c'è sempre qualcuno che si evolve, c'è sempre qualcuno, se vogliamo, più forte. C'è sempre quello che tira di più, insomma. Quindi uno stimolo continuo, Uno che stimolo allenarsi a continuo, migliorare. sì, uno stimolo continuo. E chi vuole avvicinarsi alla break, a chi può rivolgersi? Ci sono associazioni, corsi, è uno sport che è rimasto molto do it yourself. Si può trovare più scuole dove insegnano breakdance e sparse tutto il Friuli. Per esempio io e la mia squadra ci siamo spartiti la zona del sud Friuli se vogliamo, da Udine a Spilimbergo a Pordenone alla Bassa e così insomma, quindi si possono trovare abbastanza scuole dove insegnano il breakdance con insegnanti qualificati. Consiglieresti a un ragazzo di fare breakdance? Perché? Diciamo di sì, però con testa, perché io ho iniziato buttandomi dentro, autodidatta come l'ho già detto,
E adesso, per esempio, ho il menisco spaccato in un ginocchio, la tendinite alla spalla, insomma la cuffia del rotatore che dà fastidio, e facendo questi esercizi che sono assolutamente anti-umani, se vogliamo. Quindi bisogna avere testa e fare le cose con molta calma, perché il nome dice tutto, breakdance, ci si rompe molto facilmente, quindi bisogna iniziare con calma e non avere idee strane in testa, bisogna proseguire una strada con una certa testa, insomma, avere un po' di testa. Affidarsi a degli insegnanti, insomma. Sì. Che hanno una certa professionalità. Sì. Insegnanti che sono passati come autodidatti, come me, quindi sanno affrontare certi esercizi o certe situazioni, insomma, dove ci si può far male. Un consiglio per il nostro portale giovaniafluggi.it che vuole promuovere un po' le eccellenze anche della nostra regione. Un consiglio: date un po' più di visibilità magari alla danza in generale, oltre che alla breakdance, e soprattutto spazi, perché di spazi ce ne sono pochi. E io mi ricordo che quando ho iniziato si andava alla loggia del Lionello lì a Udine, ma tempo 2 ore e ci mandavano via, perché c'era sempre qualcuno che si lamentava, i ragazzi dipingevano con i pennarelli, scrivevano stupidaggini sui muri, davano la colpa a noi che andavamo a ballare lì, quindi ogni volta ci mandavano via. E adesso per fortuna siamo a ballare nelle palestre, quindi lo spazio ce l'abbiamo, ma non come vorremmo, insomma, quindi muovetevi magari per darci un po' più di spazio, questo qua. Cercheremo di fare il possibile, ti salutiamo, ti ringraziamo e facciamo un in bocca al lupo per le prossime competizioni. Grazie, ciao. Ciao.